Noi abbiamo raggiunto un risultato politico che ci eravamo prefissi, che era quello certamente di partecipare alla coalizione, ma di partecipare con la nostra visibilità, con la nostra lista e con il nostro simbolo. Nella coalizione di Giovanni Manildo dunque entrano la falce e il martello del Partito della Rifondazione Comunista, passaggio niente affatto scontato. A fine settembre infatti le posizioni sembravano inconciliabili, l'intesa è stata raggiunta sui programmi. Al di là delle narrazioni, diciamo così, di propaganda, è una realtà che vede intanto il crescere del lavoro povero, vede una condizione dal punto di vista ambientale decisamente pessima. Ambiente, lavoro, questione sociale, la nota di appoggio a Manildo è stata diffusa dal segretario veneto Gabriele Zanella nella tarda mattinata della formazione. Paolo Benvenu, che è stato anche candidato presidente in solitaria nel 2020, è l'uomo simbolo. La destra, convinta di vincere a mani basse, ha centrato il suo dibattito, insomma, nelle relazioni tra forze politiche, non ha avanzato nessuna proposta programmatica, non sappiamo come si affronterà l'inverno demografico, non si sa come si affronta la fuga dei giovani in questa regione. Il moderato Manildo quindi si allarga a sinistra, mossa che in tanti, soprattutto al centro, non si aspettavano più, ma questo sembra non frenare la presentazione fissata nelle prossime ore a Padova della lista Uniti per Manildo, con Più Europa, Partito Socialista, Associazione Socialista Liberale, Casa Riformista. Ci saranno poi personalità di primo piano di azione in Veneto, come il presidente del partito, il trevigiano Nicolò Rocco, e la padovana Silvia Fattore. Non si tratta però del tanto atteso sostegno formale di Carlo Calenda. Detta in altri termini, non ci sarà il simbolo di azione, ma in campagna elettorale nulla è definitivo.